Bentornati in diretta, allora in questo nostro spazio di approfondimento che segue il telegiornale della sera abbiamo ospite in studio il nostro Umberto Bosazzi. Ciao buonasera Umberto, Laura, buonasera ai nostri telespettatori. Per parlare naturalmente della presentazione che ha avuto luogo questa mattina con insomma, tutta la cerimonia che Sì, le che presentazioni segue della Teatro stagione del Stabile. Teatro Stabile sono uno spettacolo di per sé. È vero, infatti. Tanto perché, non so, vedi anche chi c'è e chi non c'è più, ma questo è un altro discorso. È vero, anche ma questo. poi perché la gente, il pubblico partecipa a queste partecipazioni, a queste presentazioni come se fosse uno spettacolo, non una conferenza stampa, che non è, di presentazione della stagione, insomma. Certo, quindi c'è anche partecipazione insomma, Sì, da parte sì. di chi è particolarmente interessato insomma, a sapere in anteprima quelli che sono gli spettacoli del prossimo anno, della prossima stagione. E questa volta, Laura, è stata una vera e propria anteprima, perché di solito qualche cosa filtra, invece questa volta insomma, i titoli che fanno parte appunto della stagione da 2025-2026, quindi a partire da ottobre, perché si incomincia il 7 ottobre, devo dire la verità che pochi erano stati, non si era riusciti a carpire tanto, ecco, Ecco, per quindi dire è la stata verità. una sorpresa anche per gli addetti Sì, ai lavori. devo dire la verità, insomma, devo dire la verità, sì. Fino Sì, all'ultimo. sì. Allora, sono riusciti quindi nell'intento i promotori di questa nuova stagione. Che stagione sarà, Umberto? Ma sarà una stagione, da quanto si è potuto comprendere, sarà una stagione ancora di più all'insegna del territorio, perché le produzioni proprie del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, le nuove produzioni proprie del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia continuano quella indagine su quelli che è il direttore Paolo Valerio, che fra l'altro è stato confermato, quindi questa è anche una notizia molto, molto, molto positiva, almeno per quanto mi riguarda. L'indagine sui giacimenti culturali che offre il nostro territorio è portata al massimo. Lo spettacolo di apertura, Trieste 1954 di Simone Cristicchi, e anche Argo, che è un'altra produzione propria che andrà in scena in Sala Bartoli con Ariella Reggio, proprio di questo parlano, del nostro territorio dal punto di vista storico, per certi versi. Quindi della nostra storia. Della no? nostra Volevo storia. dire, Poi dopo c'è un'altra produzione che io sono molto curioso di vedere, che si intitola, adesso vediamo, Svevo Joyce, Zeno Bloom, ed è anche questa invece un'indagine sul territorio culturale triestino o comunque della nostra zona, condotta non tanto attraverso le personalità di Svevo e Joyce, ma attraverso i personaggi più significativi, Leopold Bloom e Zeno, appunto. Tra l'altro è interpretata da Falzarano e Godina, e regista è Davide Calabrese, quindi questo mi incuriosisce ancora di più. Direi che questa è l'asse portante della stagione per quanto riguarda le produzioni proprie. Poi ci sono tutte quelle che circolano ancora, La coscienza di Zeno, anche Signor Todero, quelle che poi tornano. Per quanto riguarda invece le produzioni ospiti, cioè il resto della stagione, per quanto concerne la prosa, quella di Sala Assicurazioni Generali, ecco, quella, per dire, diciamo, lì c'è, devo dire la verità, era parecchio tempo che non vedevo tutti assieme così tanti classici, perché abbiamo dunque La gatta sul tetto che scotta. Tennessee Williams è un autore che non è molto frequentato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, come ospitate, ritorna. C'è Il lutto si addice ad Electra, che è un caposaldo del teatro statunitense di Eugene O'Neill, c'è Otello di Shakespeare, c'è un omaggio a Chekhov con 3 atti unici,
con tra l'altro Maddalena Crippa diretta da Peter Stein, e poi c'è anche una versione del Gabbiano, c'è Amadeus, che ormai è un classico, acquisito, dirlo, certo. E poi se vogliamo ci sono quegli esperimenti che riguardano comunque un classico, perché Stefano Accorsi arriverà con una Odissea e poi Luca Marinelli porterà uno spettacolo costituito, composto da brani quasi da fantascienza, se vogliamo, o più che altro che mescolano fantasia e scienza, scritti da Italo Calvino. Quindi insomma, da questo punto di vista è molto interessante e molto curiosa come stagione. C'è poi logicamente lo spazio dedicato al teatro, alle espressioni del teatro più contemporaneo in Sala Bartoli, certo, che vengono confermate, ma insomma c'è questo numero di classici piuttosto notevole. Ecco, è una caratteristica, insomma. Sì. Dicevi prima appunto la riconferma di Paolo Valerio alla guida della stagione, adesso non è dato sapere e francamente anche importa poco poi scoprire perché per come, l'importante è sapere che ci sia, e rimane dunque fino alla fine del suo mandato, che scade all'inizio del 2027, quindi insomma ancora una stagione c'è ancora un bel po' di completa, tempo insomma, per avere una nuova bella stagione che comprenderà naturalmente anche gli spettacoli del grande musical. Sì, lì ecco, qui c'è ancora se vogliamo un po' di mistero, nel senso che la stagione dei musical vera e propria verrà annunciata a settembre. Ci sono ancora degli spettacoli da definire, eccetera. Quando si ha a che fare con gli spettacoli internazionali bisogna andare veramente con i piedi di piombo, bisogna fare molta attenzione, quindi è giusto anche che ci sia ancora un po' di mistero, però per esempio ci sono comunque gli spettacoli che sono stati già annunciati, denotano anche questa volta un'attenzione ai classici, perché in fin dei conti Cats è un classico, il Rocky Horror Show, che io conosco abbastanza bene, è un classico. E tornerà. Tornerai anche nei panni, no. non tornerai a recitare. Non ti hanno ancora scritturato. No, ma quello è una... non puoi dire mai. Anche, sì, questo è anche vero. We Will Rock You, ormai è un classico. Aggiunge un posto a tavola con Lorella Cuccarini ed è già stato anche, come si chiama, La febbre del sabato sera. Nella febbre del sabato sera. Sì, questo laddove poi sono due titoli che a me incuriosiscono abbastanza, un Sherlock Holmes the Musical con Neri Marcorè, che è un attore mai banale, e sempre nella categoria musical. Certo. Sì, e poi I Tre Moschettieri opera pop. C'è un rinnovato interesse attorno a Dumas, ne è prova il successo sia del film Il Conte di Montecristo che dello sceneggiato. I francesi hanno riproposto al cinema le avventure dei Tre Moschettieri, quindi insomma sarà curioso vedere cosa combinano, in attesa di scoprire quelli che sono gli altri appuntamenti e in attesa poi anche di vedere come la stagione corrente si chiuderà, perché lo spettacolo del Cirque du Soleil è la chiusura di questa stagione. Tra l'altro sabato si issa il tendone, il grande tendone, perché lo spettacolo poi comincia venerdì della prossima, non penso sia venerdì, mi pare venerdì, sì, il giorno 13. È uno spettacolo insomma che conclude la stagione, che comunque è annunciato come il grande spettacolo di grande richiamo. Di grande richiamo, sembra che per la prima volta. E pare che non si trovi più un posto, per cui... quindi chi si è accaparrato i biglietti ha fatto bene. Insomma, ha fatto benissimo. Era una scommessa, perché era comunque una scommessa, al momento sembra sia una scommessa vinta. Ecco, vinta. Allora staremo a vedere, naturalmente seguiremo anche noi con i nostri servizi, ma la nuova stagione invece inizierà, dicevi, in ottobre. La nuova stagione inizia il 7 di ottobre con lo spettacolo di Cristicchi. Gli abbonamenti
non vorrei sbagliare, quindi magari i nostri telespettatori è meglio che controllino, la campagna abbonamenti parte il giorno 10, quindi... e c'è tempo fino al 29 di agosto per la conferma degli abbonamenti. Queste sono cose, posti, diciamo, sì, ecco. queste sono cose interne che però insomma è sempre bene sì, ricordare. ci si può già pensare di cominciare ad abbonarsi, ecco, insomma. Allora, benissimo, grazie a Umberto Grazie a voi. Bosazzi per questa presentazione della nuova stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.